Avviato ufficialmente l'anno di festeggiamenti per il centenario della sezione alpini di Vicenza Monte Pasubio, che si snoderà tra 16 appuntamenti nel corso del 2022, dalla rappresentazione teatrale intitolata 100 anni per la gente fra la gente, al treno del ricordo, treno d'epoca che da Vicenza arriverà a Belluno, ma il momento clou sarà quello del 22 aprile a Vicenza. Perché il 22 aprile del 1922 fu firmata la Costituzione della sezione ANA di Vicenza, quindi lo ricorderemo nello stesso giorno, nello stesso luogo. Sostanzialmente si trova in centro a Vicenza, in Contrado Rode, all'Hotel Due Mori, dove verrà scoperta una targa a ricordo di questo evento. Un anno ricco di eventi che si concluderanno con la sfilata a novembre a Vicenza, ma non solo, anche un percorso storico per ricordare il sacrificio dei soldati caduti durante il conflitto mondiale. Il 15 aprile 2022 sarà pubblicato nel sito online un percorso di 200 km che è stato finanziato, la ristrutturazione e la rimessa in pristino di questi passaggi e di questi sentieri dalla Regione Veneto e dalla provincia di Vicenza. E questo sentiero, appunto di oltre 200 km, andrà a toccare i 4 ossari della nostra provincia di Vicenza, a partire dal Monte Pasubio, a cui è intitolata la nostra sezione, passando per il Monte Cimone, Ortigara e il Grappa. E poi l'impegno per il 2024, con la speranza che l'adunata nazionale, che non è a Vicenza dal 1991, torni in città. Adesso noi siamo in lista, siamo candidati e proponiamo la candidatura dell'adunata nazionale degli alpini a Vicenza nel 2024.